Sanità, in Veneto la carta vincente è quella del pubblico, anche se c'è chi continua a dire il contrario. Tra riorganizzazione ed efficientamenti si colloca anche una nuova realtà che è quella di un polo unico dell'Ovest vicentino. È un altro grandissimo progetto che sta portando avanti la Regione Veneto, l'unificazione dell'ospedale unico appunto dell'Ovest vicentino. I lavori stanno procedendo molto bene, direi, e quindi confidiamo che a breve, tra un anno e mezzo, avremo gran parte del nuovo ospedale, almeno la prima fase dell'ospedale sarà completata. Un unico ospedale più efficiente dove dare risposte concrete a questa parte del territorio, sempre più pubblico in un dialogo costante con il privato, ma dove la parte del leone è saldamente in mano all'ente. A parlare sono i numeri raccolti dalla Regione in questi 10 anni e snocciolati a fine anno dallo stesso presidente del Veneto Luca Zaia. I finanziamenti al privato sono diminuiti in questi 10 anni e anche il numero delle prestazioni, per cui può capitare che ci sia assolutamente un confronto sano, ma dire che la sanità del Veneto viene ceduta al privato no. 10 miliardi di euro all'anno è questa la spesa regionale per garantire la sanità pubblica a 5 milioni di veneti. Noi possiamo dire che abbiamo fatto dei grossi investimenti sul tema degli acuti, dei casi complessi, prova ne sia che eroghiamo ogni anno 80 milioni di prestazioni sanitarie. Veneto che ancora una volta diventa esempio di come trovare soluzioni alternative ad una carenza di medici ormai diventata cronica, tra concorsi, specializzanti che entrano nei pronto soccorsi, accordi con l'università e il rientro di chi è andato in pensione riesce così a tamponare. Già i primi 80 che arrivano e verranno distribuiti nei pronto soccorso, e dall'altro devo anche dire che abbiamo altri 500 di medici laureati e abilitati che verranno assunti.